Ben ritrovati cari amici a un nuovo appuntamento con Radio Chef, ben ritrovati anche per parlare dei tantissimi appuntamenti che ci aspettano in questo Natale, ma anche e soprattutto nei luoghi più belli della nostra regione. Vi portiamo infatti proprio nell'Isola del Sole a Grado, perché con noi abbiamo collegata proprio Ilaria del Movimento Turismo del Vino. A Grado infatti ci saranno 3 giornate a partire proprio da oggi dedicate ai vini del nostro territorio, dedicate alle cantine del nostro territorio. Sarà una bellissima occasione proprio per scoprirle, e anche oggi tantissimi assaggi in laguna dalle 11 alle 19 in campo Patriarca e tanti altri appuntamenti. Ilaria è proprio lì, se non sbaglio, e l'abbiamo in collegamento con noi. Benvenuta Ilaria, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti e benvenuti a Grado, in piazza Patriarca, lì sotto la Basilica di Grado. E siamo qui fino a domani con Assaggi di Laguna, una manifestazione all'interno di Nadal de Oro, iniziativa organizzata dal Comune di Grado. E potete trovare una selezione di cantine del Movimento del Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia. C'è un po' di gente, quindi non voglio inquadrare gente che senza autorizzazione. E abbinato al vino trovate anche degli assaggi di laguna, dei prodotti tipici locali. Oggi per esempio abbiamo i girai fritti con la polenta. Inoltre ci sono anche altri prodotti, come anche la birra sportiva, che è una birra agricola qui di Fossalon. Ci sono queste bellissime casette di Natale. Come vedete, un po' di gente ha approfittato della giornata per fare aperitivo. Poi abbiamo i nostri amici della Proloco di Grado che stanno cucinando per voi. Sì. Se volete, ci trovate qua fino alle 19 anche domani. Assolutamente un appuntamento proprio da non perdere. Questo è anche per assaggiare l'inconfondibile Boreto e finire in bellezza questo 2022. Sì, ogni giorno ci sono dei prodotti diversi, appunto, per dare degli assaggi di laguna il più completo possibile. E poi anche per portare qualcosa sicuramente nella tavola di Capodanno. Manca poco e quindi potete fare scorta o vedervi anche per il brindisi in questa bellissima cornice. Infatti per questo ci sono le cantine nostre associate sempre disponibili a suggerirvi abbinamenti o a consigliarvi il vino ideale per il vostro cenone, perché no? Assolutamente. Allora, vogliamo ricordare, Ilaria, dove si trovano anche tutte le informazioni per scoprire di più di Assaggi di Laguna? Allora, trovate l'elenco delle cantine presenti sul nostro sito www.cantineaperte.info. Nella sezione news c'è proprio la news Assaggi di Laguna. Siamo qui oggi e domani, oggi fino alle 19, domani dalle 11 alle 19, e vi aspettiamo numerosi. A Grado si conferma più o meno Isola del Sole, e infatti non piove, non c'è nebbia e quindi bene. Hai ragione Ilaria, allora approfittiamo, passeremo tutti a trovarvi. Intanto noi ti auguriamo, Ilaria, buon lavoro, e a tutti coloro che invece vogliono approfittare di questi assaggi di laguna, anche in collaborazione con la Proloco di Grado, mi raccomando, approfittatene, anche perché a Grado insomma il Natale è più bello. Poi vi racconteremo tutte le tradizioni di questi prossimi giorni. Grazie Ilaria, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata e buone feste. Grazie Ilaria. E allora noi parliamo anche un po' di quelli che sono i nostri rituali della fine dell'anno, ma i propositi e quelli che possono essere anche i bilanci, soprattutto di fine anno. Cosa è andato bene quest'anno, cosa potremmo migliorare il prossimo anno. Noi siamo Radio Chef e quindi parliamo soprattutto di alimentazione. Abbiamo chiesto quindi alla nostra nutrizionista Claudia Casarsa, che è in studio con noi, di aiutarci un po' a stilare un vademecum dell'anno, cioè a fare un pensiero su come ci siamo comportati dal punto di vista dell'alimentazione quest'anno, se abbiamo cucinato qualcosa di buono oppure ad altri punti importanti su cui riflettere in questa fine 2022. Una riflessione importante, anche perché non dimentichiamoci mai che molta della nostra salute dipende proprio da quello che portiamo in tavola. Allora Claudia, cosa hai da suggerirci? Con quale punto vorresti partire? Buongiorno.
Più che altro è proprio un tempo di bilanci, ma non solo di alimentazione, diciamo proprio tempi di bilanci e di stile di vita, perché voglio iniziare proprio dalla base di quella che è la piramide alimentare, cioè l'attività fisica, perché magari ci siamo chiesti: quest'anno ho fatto abbastanza movimento, abbastanza attività, e soprattutto cosa potrò fare per il nuovo anno, che propositi veramente ho, ma veri, reali, e quanto mi rimetterò in gioco, perché in effetti l'Organizzazione Mondiale della Sanità ormai ha stabilito che in effetti una donna su 3 svolge le attività raccomandate, ma solo un uomo su 4. Quindi ecco, anche in questa differenza di genere è un modo anche così per potersi dedicare non solo ovviamente alla buona alimentazione, ma anche a quello che è il nostro fisico, perché poi anche da qui parte la nostra salute. E quindi diciamo che ci sono piccoli consigli se non abbiamo fatto sufficienza attività fisica aerobica. In questo basta anche delle banali camminate, ma quant'è questa la giusta quantità? Diciamo che per quanto riguarda le linee guida, dai 18 ai 64 anni l'attività fisica raccomandata sarebbe tra i 150 e i 300 minuti alla settimana, quindi non è una grandissima cosa. Questo per un'attività fisica veramente così, con un'intensità moderata, e quindi veramente ritorniamo a quella che è anche la passeggiata col cane, magari anche poi chissà andare anche a nuotare. Oppure se la vogliamo svolgere, siamo comunque così bene in piena forma, anche quei 75-150 minuti ad alta intensità. E sicuramente io posso raccomandare, perché questo fa parte anche del mestiere del nutrizionista, di includere sempre anche un lavoro di rafforzamento proprio muscolare, perché lavorare anche sulla propria massa magra ovviamente influisce anche sul metabolismo, e quindi ha veramente delle ricadute proprio così a beneficio del nostro benessere. E se magari abbiamo superato i 65 anni, diciamo che i minuti sono più o meno gli stessi, ma qui dipende ovviamente poi anche da delle cronicità, da delle patologie che magari ognuno purtroppo si può portare presso. Però oltre ai minuti raccomandati così per l'età adulta, diciamo che sarebbe meglio per gli over 65 andare ad integrare proprio con attività che siano funzionali proprio per migliorare l'equilibrio. E le stesse cose poi, le stesse modalità di tempo, la stessa quantità così oraria è estesa anche ad esempio per chi ha delle patologie croniche, quindi questo proprio va a rivalutare quello che è il nostro fisico. Ci sono anche dei consigli anche per i bimbi, perché è vero, le mamme in ascolto, abituiamo i nostri bambini già al movimento, e si può già fare da sotto 1 anno di età, perché in effetti il farli gattonare spesso, seguirli nelle loro primi passi, li abitua anche a questo esercizio fisico che deve essere fatto, e già da 1 o 2 anni viene raccomandato ad esempio 180 minuti al giorno, che non sono pochi, ma i bambini lo sappiamo che sicuramente devono essere così anche guidati e assistiti. Molte volte magari non abbiamo tempo, però cerchiamo di ricavare questo tempo, questa complicità, questi giochi interattivi. E poi dai 5 ai 17 anni che se ne raccomanda circa 1 ora al giorno, che sia di intensità moderata, poi sempre anche deve essere inclusa anche quella vigorosa, e deve essere integrata almeno 3 volte alla settimana con attività veramente energiche che vadano così a rafforzare ossa e muscoli. Tenendo bene presente questo schema un po' complicato, diciamo che questi potrebbero essere magari anche buoni propositi per l'anno nuovo, se in questo tempo di bilanci ci siamo resi conto che il movimento per noi non è stato sufficiente. Ricordiamoci magari di abbandonare un po' più spesso l'ascensore, di fare le scale, perché no, parcheggiare l'auto magari lontano dal posto di lavoro. Ma nel nostro bilancio possiamo anche valutare quali sport invece abbiamo fatto, quindi ci chiediamo come è stato l'anno, quante ore di sport abbiamo fatto abbastanza, siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto, cosa vogliamo fare il prossimo anno, vogliamo continuare così, vogliamo incrementare la nostra attività, oppure se abbiamo fatto uno sport che sì ci è piaciuto,
però non ci ha proprio entusiasmato, possiamo cambiare. E se invece ci siamo proprio accorti che la palestra, ad esempio, non fa per noi, possiamo comunque, come dicevi tu Claudia, farci una bella passeggiata, o se magari purtroppo abbiamo magari qualche piccola problematica che ci impedisce magari di farci una corsa o un'attività che sia un po' più impegnativa, possiamo informarci e trovare il modo di riuscire comunque a fare qualcosa, non rinunciare, no? Giusto Claudia? Assolutamente non rinunciare, e soprattutto anche rivalutiamo adesso che possiamo di nuovo gli sport di gruppo, perché sport di gruppo poi va anche ad aumentare la nostra socialità. È vero, anche questo è importante. E allora Maria, è anche il tempo della nostra ricettina. Vediamo che cosa ci proponi invece oggi. Vi ho raggiunto proprio per questo, per raccontarvi la ricetta del giorno qui a Radio Chef. E quindi abbiamo, dato che abbiamo parlato di laguna, comunque ci siamo avvicinati anche a il pesce, ecco, abbiamo scelto per voi una ricetta molto molto carina. Si chiama Persico va in campagna, è di Lorena Allegretto di Cassacco, che ci propone questa sua versione. Vi serviranno 200 grammi di filetto di pesce persico, del porro, gherigli di noci, farina di polenta e olio extravergine di oliva. Andrete a infarinare il vostro filetto di pesce con la farina di mais, soffriggerete leggermente il porro, precedentemente tagliato ad anelli sottili, poi mettete il filetto in una teglia da forno con un filo d'olio extravergine d'oliva, dell'aglio a piacere, e ricoprite con gli anelli di porro e le vostre noci tritate grossolanamente. Andrete a cuocere per circa 25 minuti a 180 gradi. Comunque troverete che il filetto di pesce risulterà dorato e infarinato in modo perfetto, quindi poi potrete gustarlo al meglio. Mi piace questa ricetta. Tra l'altro suggerivamo anche una versione, no, attuale, nostrana, vero Claudia? Sì, magari, non so, pensavo il baccalà. Ecco, anziché il pesce persico potete sostituirla anche con il baccalà e provare com'è. Oppure provare con altri pesci di carne bianca. Esatto, facciamoci pure questa domanda: quanto pesce abbiamo consumato nella nostra settimana durante l'anno? Potremmo incrementare questa dose, oppure siamo stati bravi, abbiamo anche variato nella tipologia di pesce, che anche questo è importante? È importantissimo, proprio importantissimo. Ecco, facciamoci così questa nuova domanda, magari con i buoni propositi, anche con queste ricettine e questi spunti che abbiamo dato. Prossimo anno proviamo a trovare delle alternative, varietà a delle ricette che potremmo scoprire magari nuovi gusti, nuove associazioni, senza dimenticarci effettivamente le 2 porzioni alla settimana di pesce. Vero, giustissimo. E allora, tra l'altro, con il pesce ci vanno anche gli utensili giusti, quindi altro proposito di fine anno per anno nuovo: affilare i nostri coltelli, vero Maria? Dici benissimo Barbara, anche perché prima di andare a parlare direttamente degli utensili, vi ricordo che per chi ama magari cucinare il pesce, ama farlo da sé, ci sono alcuni trucchetti e consigli che i nostri amici di Affila Utensili Natisone ci hanno proposto. Ad esempio, prima di cominciare a sfilettare, assicuratevi di avere a disposizione tutti gli utensili necessari anche per un risultato finale buono e soddisfacente. Anche se non disponete ad esempio di un desquamatore, che è un utensile diciamo un po' più specifico, vi basterà dotarvi di un coltello affilato. Assicuratevi però che la lama sia veramente affilata e rigida, per non andare poi a sia a rovinare il pesce sia a rischiare di farvi male. Quando togliete poi le lische, ad esempio se lo dovete fare con la pinza apposita per questa operazione, abbiate sempre cura di tirarle nel senso della fibra della carne. Questo è importante per evitare che la carne del pesce vada a rovinarsi e quindi poi avere un filetto tutto diciamo poco presentabile. E se siete amanti del pesce, ci sono alcuni utensili di cui non potete veramente fare a meno. Ad esempio una bella padella antiaderente per cucinare in tranquillità il vostro pesce senza che si attacchi al fondo di cottura. Questo è essenziale per una buona riuscita. E se volete dedicarvi anche a una gustosa frittura, che ogni tanto si può, potete farlo anche dotandovi di un cestello che garantirà anche una frittura uniforme e croccante. E a questo punto non potete che dedicarvi alla vostra sfilettatura. Se siete amanti del pesce crudo, naturalmente potete anche affidarvi alla vostra pescheria di fiducia, che magari ve lo abbatte prima, così poi potete gustarlo in tutta tranquillità senza troppi passaggi precedenti. E noi vi auguriamo buona cucina e salutiamo gli amici di Affila Utensili Natisone, che vi aspettano anche sulla strada Cividale Peroleis presso la zona artigianale leprosa di Premariacco, e sul sito affilautensili.com, dove intanto potete iniziare a sbirciare se il vostro buono proposito, come dicevamo prima, e dedicarvi un utensile per la cucina, ma comunque anche per i vostri hobby, il fai da te, oppure regalarlo a qualcuno, perché no, è ancora tempo degli ultimi regali, quindi lo possiamo ancora fare. Benissimo, allora ringraziamo anche la nostra nutrizionista Claudia Casarsa.
Grazie a Maria. Noi invece ci ritroviamo per il nostro appuntamento con Radio Chef sempre domani. Avremo anche altre curiosità, vi porteremo come sempre in giro nel nostro bel Friuli Venezia Giulia come abbiamo fatto oggi. Voi segnate anche come proposito per l'anno nuovo o di fine anno mandare una ricetta a Radio Chef. Ricordiamo tutti gli indirizzi per inviarcele. Potete scriverci a radiochef@radio.0.it, seguirci sempre sui nostri social dove vi condividiamo anche tutte le novità e curiosità e i prossimi appuntamenti da non perdere con gusto, e al 338 611 6060 ci trovate sul nostro canale Telegram e WhatsApp, quindi non avete più scuse per non mandare la vostra ricetta, perché che sia più semplice, che sia più complessa, noi gustiamo tutto con grande allegria. Esatto, portatecele anche nel nostro box in questi giorni, nei pomeriggi dalle 16 alle 18 quando siamo in diretta, lo saremo fino al 31. Anche una bella torta già pronta, esatto. A me va benissimo. Anche se è già pronta va benissimo. Infatti. E anche il 2 ci sarà di nuovo con noi, anche Igor da Milano. E lui la vuole la torta. Sì. È tutto per oggi, vi aspettiamo domani, ciao a tutti. Ciao a tutti, buon pranzo. Radio Chef, sfida all'ultima ricetta.